affrontare argomenti complessi attraverso semplificazioni eccessive è molto pericoloso e l'intervento del capogruppo Pani in parte lo ha dimostrato. E anche le buone intenzioni, le sue buone intenzioni, Presidente Brescacin, rischiano di essere strumentalmente utilizzate per trasferire alla politica di questo Consiglio regionale dei messaggi che io ritengo siano sbagliati, non soltanto sotto il profilo politico, ma anche sotto il profilo culturale. Ora, naturalmente non ho tutti gli elementi per esprimere un giudizio articolato e pienamente consapevole dei fatti che l'hanno portata a voler presentare questa mozione. Non ho piena coscienza e consapevolezza di qual è stata la discussione dentro quella scuola. Certo condivido il suo intendimento di rivendicare non soltanto le tradizioni culturali della letteratura italiana, ma anche il valore assoluto dell'opera di Dante Alighieri. Però io credo che a proposito dell'utilità delle cose che facciamo in questo Consiglio regionale, io ho come l'impressione che questa mozione, che ha appunto la finalità di censurare, di condannare i tentativi di censura dello studio della Divina Commedia, sia una mozione che in realtà rischia di dare quasi un'interpretazione macchiettistica del lavoro che noi stiamo facendo qua, perché è chiaro che non è con questo tipo di mozione che possiamo farci carico della complessità che le società multiculturali e multietniche, cioè quelle in cui siamo immersi noi, pongono certo alla politica, ma ovviamente anche al mondo dell'istruzione, dell'educazione e della cultura. Ecco, il fatto da cui prende spunto questa mozione è un fatto rispetto al quale la politica dovrebbe avere la serietà e il coraggio di affrontare una riflessione un po' più seria del limitarsi a dire che la Divina Commedia è l'opera più importante della letteratura italiana, europea, se non mondiale. Perché se noi di fronte ai problemi che le culture multietniche ci pongono ci limitiamo a presentare questo tipo di mozioni e questo tipo di interpretazione della complessità, io credo che non soltanto impegniamo male il nostro tempo, ma anche ci prestiamo appunto alle affermazioni, quelle sì invece molto discutibili, che chi sostiene la sua mozione, Presidente Brescacin, percorre con convinzione.